Riccioli d'oro e i tre orsi. In un grande bosco vicino a un villaggio c'era una casetta in cui abitava una famiglia di orsi. Papà orso era grande e grosso, mamma orsa era così così e il figlio era un orsetto piccino piccino. Anche i loro letti non erano uguali. Papà orso aveva un lettone lungo e largo per riposare comodo. Mamma orsa aveva un letto né grande né piccolo, con un bel baldacchino rosa, e Orsetto aveva un lettino di legno di ciliegio che papà orso gli aveva fatto costruire dai castori. Vicino al camino, dove la famiglia si riuniva la sera, c'era una grossa sedia intagliata per il papà, una poltroncina in velluto per la mamma e una seggiolina per Orsetto. In cucina, sul tavolo c'erano 3 ciotole di ceramica di misura diversa. Papà orso era temuto e rispettato dai vicini di casa. Mamma orsa aveva molte amiche a cui faceva visita per scambiare ricette su marmellate e conserve. Orsetto invece non aveva molti amici, perché era un po' prepotente. Vicino a loro abitava una bambina bionda che si chiamava Riccioli d'oro. Aveva lo stesso carattere di Orsetto, ma in più era arrogante e superba. Orsetto l'aveva invitata molte volte a giocare a casa sua, ma lei non aveva mai voluto accettare. Un giorno, mamma orsa, che aveva preparato un budino di mirtilli, disse: «Bisogna lasciarlo raffreddare perché sia buono. Dovremmo aspettare almeno un'ora. Intanto possiamo andare un po' a spasso». Papà orso e Orsetto in verità avrebbero preferito mangiare subito il budino, ma anche l'idea della passeggiata li allettava. Così si incamminarono verso il fiume. Poco dopo, mentre raccoglievano dei fiori, Riccioli d'oro capitò vicino alla casa degli orsetti. Che brutta casa hanno gli orsetti», pensò mentre si avvicinava. «Chissà com'è dentro. Non sarà di certo bella come la mia, però voglio proprio vedere dove vive Orsetto». «Toc toc», bussò la bambina dalla porta. Silenzio. «Possibile che nessuno senta che sto bussando?» brontolò la bambina impaziente. «C'è nessuno?» chiese Riccioli d'oro affacciandosi sulla soglia. Allora entrò e cominciò a curiosare qua e là in cucina. «Ma questo è un budino!» esclamò e assaggiò con un dito il dolce lasciato raffreddare dalla mamma di Orsetto. Non è male». Riccioli d'oro mangiò tutto il budino imbrattando di mirtilli tutta la tavola, poi, ormai sazia, continuò il suo giro di esplorazione. «Dunque, vediamo un po'. Questa deve essere la sedia di papà orso, questa la poltrona di sua moglie e questa deve essere la seggiolina di Orsetto. Voglio provarla!» La bambina si lasciò cadere pesantemente sulla seggiola che, non abituata a simili slanci, si ruppe di schianto. Riccioli d'oro cadde a gambe all'aria, ma senza scomporsi per il disastro appena combinato, salì al piano di sopra. Nella camera da letto riconobbe subito dalla misura qual era il lettino di Orsetto. «È abbastanza comodo», disse molleggiandosi seduta sul letto. «Non proprio come il mio, ma quasi. Oh, tutto quel budino mi ha fatto venire un po' di sonno. Quasi quasi mi sdraio sul letto solo per provarlo». Dopo un po', Riccioli d'oro dormiva profondamente nel letto di Orsetto. La famiglia degli orsi ritornò presto dalla passeggiata. Appena fu in cucina, mamma orsa gridò: «Ma chi è entrato in casa? Perbacco, qualcuno ha mangiato il budino!» «E qualcuno ha rotto la mia sedia!» urlò piangendo Orsetto. Dov'era il responsabile di tante malefatte. Salirono al piano di sopra e si avvicinarono al lettino di Orsetto. Una bambina dai riccioli d'oro dormiva beata. Orsetto la riconobbe. Era la bambina con cui avrebbe tanto voluto giocare. Le toccò un piede. «Chi siete? Dove sono?» gridò Riccioli d'oro svegliandosi di soprassalto. Impaurita nel vedere le facce pelose dei padroni di casa chini su di lei, con un gran balzo fu giù dal letto e si lanciò a precipizio lungo le scale. «In questa casa non si può neppure dormire in pace!» brontolò, dimenticando tutti i guai che aveva combinato agli orsi con la sua maleducazione. Dalla porta Orsetto, agitando le braccia, gridò: «Non scappare! Torna indietro! Ti perdono, vieni, giochiamo insieme!» Ebbene, finì proprio così. Riccioli d'oro, la bambina superba e maleducata, da quel giorno diventò più brava e, fatta amicizia con Orsetto, andò spesso a trovarlo e lo invitò molte volte anche a casa sua. Restarono per sempre buoni amici.